Per me la Lessigna è il luogo da cui parti e dove tornerai. La Lessigna è il posto del cuore, è dove nasci perché sei stato fortunato e dove ami rimanere. La Lessigna per me è l'amore della terra che mi ha visto nascere. Ciao ragazzi, Elisa, Anna e Sara, 3 sorelle, quelle del bar Passo Fittanze, perché ormai è così che le conoscono. Arrivarono qui nel 2014 e rilevarono questo locale al confine tra la provincia di Verona e di Trento, perché dall'altra parte c'è Sega di Ala, iniziando un'attività di accoglienza gastronomica che anche grazie a loro, soprattutto in questi ultimi anni, ha fortemente caratterizzato questo territorio montano. Ma la storia bella è quella loro di come sono arrivate qui, loro che sono erbezzine doc, nate e cresciute a Erbezzo, e arrivano da un'attività di allevamento familiare, quello vero, quello piccolo, quello in cui ancora oggi papà Ennio continua a fare questo mestiere, supportato in questo da tutte e 3 che si tornano a dare una mano al loro papà. Ma un giorno nel 2014 per l'appunto arrivò questa opportunità, rilevare il bar di Passo Fittanze, e in questo loro 3 intravidero una concreta possibilità di costruire un futuro per continuare non soltanto a vivere in Lessigna, ma anche di Lessigna. Ma allora, allevatrice o ristoratrice? È molto difficile, la scelta sarebbe difficile, nel senso che questo adesso è un lavoro che ho scelto, insomma che abbiamo scelto noi 3 sorelle insieme. È stata una bella sfida, è tuttora una bella sfida, ma la parte un po' agricola, io la chiamo, insomma, mi piace molto. Cioè, è difficile, è molto impegnativa, è un mondo totalmente diverso, però è un mondo anche un po' rilassante per me. Cioè, il mio giorno libero, sì, a volte vado a spasso, cioè chiaramente, insomma, però mi piace a volte condividerlo con un papà. Che uno dice, è un bel posto, ma è difficile vivere lì. Sì, non è semplice in effetti, è un lavoro incentrato sul fatto che ci siano delle stagioni, no? E quindi bel tempo, brutto tempo, col brutto tempo vuol dire anche la neve, quindi si deve venire a spalare, si deve venire a pulire la neve dalle tavole, dalle porte. Sì, non è semplice, e poi insomma è un lavoro che sì, è anche fisicamente impegnativo a volte, ecco. All'inizio abbiamo nel 2014 aperto, ed è stata una stagione piovosa perché abbiamo aperto a giugno e pioveva fondamentalmente, e subito abbiamo detto caspita, cosa sarà, nel senso che non è stata proprio veramente una sfida. Ma poi negli anni abbiamo detto forse che è stata anche meglio così, perché probabilmente se ci capitava anche una stagione importante come può essere stata quella dell'anno scorso, magari andavamo anche in difficoltà, insomma, inesperte, magari non avremmo neanche gestito poi così in maniera completa la stagione. La loro è una cucina semplice ma appetitosa, fatta soprattutto di taglieri e di panini. Ma la cosa bella che più mi ha colpito, anche perché è stata una loro scelta fondante, è che gran parte degli alimenti che vengono somministrati arrivano proprio dalla loro terra, dalla Lessigna, perché loro vanno ad approvvigionarsi da diversi piccoli produttori locali. E loro stesse stanno lavorando affinché un giorno la carne che viene proposta qui sia quella che arriva proprio dal loro allevamento. Oggi sono in cucina e tra i tavoli con i clienti, ma alle spalle hanno delle esperienze professionali che le hanno portate talvolta anche lontano dalla Lessigna. Ma alla fine, per vari motivi, sono tornate qui, con le loro storie, le loro aspettative e con non pochi sacrifici. La mia storia nasce con una laurea mancata in giurisprudenza, cioè io a 4 esami dalla fine mi sono poi ritirata.
e quindi nasce da una sfida, perché io lavoravo a Malgalessinia e poi c'è stata l'occasione di prendere questo posto qua e mi sono proprio messa in gioco in tutto e per tutto, perché appunto poi ho capito che la mia strada non era quella di finire l'università e di iniziare questa attività. È stato, ripeto, una grande fortuna, però anche appunto un grande impegno, e ora sono veramente molto felice di aver fatto questo passo e aver deciso di fare così. Io ho fatto qualche anno prima in dei locali a Erbezzo e poi mi sono spostata in alto a Malgalessinia. Poi è stata una sfida con mia sorella più grande, aveva perso il lavoro, insomma, e ci è capitata questa opportunità e insieme abbiamo detto: se siamo insieme probabilmente ce la facciamo, e così è stata. Quanto è importante essere unite? Tantissimo, è proprio fondamentale, perché appunto basta parlarsi e le cose anche si risolvono, una copre l'altra, una è disponibile sull'altra e è molto più semplice sicuramente. Prima facevo un altro lavoro, prima di venire qui con mie sorelle, andavo a Verona tutte le mattine praticamente. Io mi alzavo, andavo a salutare mio papà che era in stalla dalle 5:30, lo salutavo e poi andavo a Verona. E io andare a salutare mio papà la mattina mi sembrava, era un rito per me, era un saluto, era una cosa che non avrei mai più fatto a meno, insomma. Poi le cose sono cambiate, insomma, è cambiato anche la stalla a casa, insomma, la vita della stalla a casa, e quindi quel passaggio lì non c'è più, insomma, cioè, è diverso, insomma. Il papà lo vedo a colazione, non munge più le mucche, insomma, però ecco, il fatto di esserci il giorno libero a casa, insomma, oppure la mattina andare a controllare le mucche, se ci sono, se non ci sono, le chiami, le vedi, le senti col campanaccio, è molto bello. In tutte e tre, e questa è un'altra delle cose che mi hanno colpito di Elisa, Anna e Sara, convivono da un lato la voglia di crescere in questa attività imprenditoriale, di portarla avanti con entusiasmo in un contesto che, per quanto bello e affascinante sia, sicuramente non è facilissimo da gestire, e dall'altra convive anche la voglia di rispettare quei valori originari della loro terra con cui sono partite e dai quali mai si sono allontanate, nonostante la lontananza delle precedenti esperienze lavorative e nonostante la tentazione, chiamiamola così, per una persona giovane, come è legittimo che si aspetti, di provare a crearsi il futuro in altri luoghi, forse più agevoli di questo. Cosa vuol dire per voi essere qui? Beh, è un grande onore, perché è quello che alla fine ci è capitato un po', però anche che abbiamo preso come sfida iniziale e che abbiamo portato avanti con grande entusiasmo, consapevoli del fatto che non era semplice, ma che poteva essere di grande soddisfazione, e quindi fondamentalmente, ecco, ne siamo molto 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 fieri e molto felici. Siamo molto uniti come famiglia in generale e anche vicini proprio anche di distanza lavorativamente, insomma, parlando, quindi in un attimo non hai chilometri da fare se c'è bisogno, sia a casa che qui, insomma. Tante volte anche loro aiutano la nostra attività quando magari abbiamo qualcosa che ci manca, magari un colpo di telefono, e ce la portano. Io ogni mattina apro la finestra di casa e credo di voler vedere sempre quel verde che a me piace molto, il colore verde, ma quel verde che ho sempre visto da bambina, insomma. Farei fatica a dire, ci ho provato qualche volta a dire, cioè quando lavoravo a Verona, ci ho provato a dire mi prendo un appartamento per comodità, ma non ci sono mai riuscita, quindi sì. Ah, che spettacolo! Cos'è questo? È un tirolese, pane multicereale con speck, formaggio e cetrioli. Me lo sono meritato. Sì, certo, però domani ti aspetto alle 6 da Ennio. In stalla? Sì. Ok? Aspettatemi. Va bene. Sicuramente arrivo. Ok, allora ci contiamo. Ciao ragazzi, dal bar Passo Fittante, da Elisa, da Anna e da Sara.
Grazie. Ciao. Grazie. Buon appetito a me. Buon appetito. Buon appetito. Alle 6.